Dopo i combattimenti estenuanti sul Don, per la Giulia arrivò l'ordine di ripiegare, la ritirata, dice Bedeschi. Vivemmo quei giorni in una condizione in cui per noi non ci fu né sosta né pietà. Per noi ci fu sempre il camminare terribile, pauroso, che un po' alla volta portava via le forze agli uomini. Il marciare dal mattino a notte inoltrata, in condizioni spaventose di gelo, di stanchezza, di sonno e fame, senza fermarci, se non quando c'era un combattimento, se non quando c'era da rompere l'accerchiamento dei russi. Dopo 200 km di ripiegamento a piedi, con pochi muli e slitte, sempre aspramente contrastati dai reparti nemici e dai partigiani sovietici, il mattino del 26 gennaio 1943 gli alpini della Tridentina, alla testa di una colonna di 40.000 uomini, quasi tutti disarmati, in parte congelati, giunsero davanti a Nikolaevka. Per dare il colpo mortale al nemico in ritirata, i russi si erano trincerati fra le case di questo villaggio che sorge su una modesta collinetta protetta da un terrapieno della ferrovia che correva pressoché attorno all'abitato e che costituiva un'ottima protezione per il nemico. Iniziò una giornata violentissima di scontri e dopo ore di sanguinosi combattimenti la ferrovia fu raggiunta e gli alpini conquistarono le prime isbe del villaggio. Fu un susseguirsi di assalti e contrassalti portati di casa in casa. La reazione russa fu violentissima. Gli alpini furono così costretti ad arretrare ed abbarbicarsi al terreno in attesa dei rinforzi. La situazione si faceva sempre più tragica perché il sole incominciava a scendere sull'orizzonte ed era evidente che una permanenza all'addiaccio nelle ore notturne con temperatura di 30-35 gradi sotto lo zero avrebbe significato per tutti l'assideramento e la morte. Quando ormai stavano calando le prime ombre della sera e sembrava che non ci fosse più niente da fare per rompere l'accerchiamento, il generale Reverberi, comandante della Tridentina, saliva su un semovente tedesco e, incurante della violenta reazione nemico, al grido di "Tridentina avanti!" trascinava i suoi alpini all'assalto. Il grido scosse la massa enorme degli sbandati che, come una valanga, assieme ai combattenti ancora validi, si lanciarono urlando verso il sottopassaggio e la scarpata della ferrovia, la superarono travolgendo la linea di resistenza sovietica. I russi, sorpresi dalla rapidità dell'azione, dovettero ripiegare, abbandonando sul terreno i loro caduti, le armi ed i materiali. Il prezzo pagato dagli alpini fu enorme. Dopo la battaglia rimasero sul terreno migliaia di caduti. Tutti gli alpini, senza distinzione di grado e di origine, diedero un esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere. Scrive ancora Bedeschi: non mangiavamo poiché non c'era più nulla da mangiare. Quello che mangiavamo lo trovavamo nelle isbe abbandonate, andando a fugare nei cassetti se c'era rimasto ancora nelle fessure qualche seme di girasole. Mangiavamo i muli morti, ma in fretta, perché il coltello dopo un po' non riusciva più ad incidere la carne del mulo. Loro, che erano i nostri compagni fedeli, stremati in quel modo che cadevano di schianto tirando le slitte. Vivevano
correvamo sempre con una fame diabolica, con una sete infernale, poiché la neve non disseta. Stanchezza atroce, perché camminavamo 18, 20, 22 ore al giorno e avevamo i combattimenti da affrontare. Tutto questo era la nostra vita e avevamo il gelo che ci entrava nelle carni, che ci penetrava nel sangue. Non potevamo nemmeno muovere le mani. Ebbene, noi marciavamo in queste condizioni, ci fosse il sole o la nebbia, ci fosse la tormenta o ci fosse quel vento siberiano che incrostava i baffi, le barbe, gli occhi e ci rendeva degli spettri ricoperti di ghiaccio che con il passare delle ore andavano man mano ingrossandosi. Il respiro faceva scendere sul petto un vapore che veniva a posarsi e aumentare il crostone di ghiaccio che si formava sui nostri petti, sui nostri visi. Ebbene, in tutto questo, in questa farragine di situazioni inaudite e terribili, veramente la nostra forza erano i nostri feriti, i nostri congelati. Erano questi uomini più inermi di noi da portare avanti, da portare verso quello che era il nostro grande sogno, verso l'Italia. Concluderei questo breve viaggio nella memoria con le parole di Armando Tomassetti, caposellaio del 9° Reggimento Albini della Giulia, il quale non tornò mai a casa, ma ai suoi cari rimasero le sue lettere. Scrive: una sola considerazione finale. Il giudizio etico e politico sulla guerra e sulle responsabilità appartiene alla storia e agli storici. Ma l'abnegazione e l'eroismo con cui tanti giovani si sacrificarono sui vari fronti del secondo conflitto mondiale, certi di farlo per l'Italia, non può e non deve essere né dimenticato né rimosso. Il senso della nazione si recupera anche onorando questi suoi figli. Grazie.